a schiena sì, certi punti. Che figata col coso, col fossato, vedi? Questi sono i casoni tipici, diciamo, dei pescatori, solitamente sono a caorle, e infatti è strano, insomma, è un po' più particolare vederne uno qui nelle zone Eraclea, insomma. Però vedi che bello. Adesso non è che devo diventare un promoter e-bike, però col cazzo che uno va a vedere se quella strada ti porta da qualche parte, cioè dici cazzo è un azzardo grande andare fin là per poi tornare indietro per niente, e invece così ci vai tranquillo, senza pensieri, tac, dici prendiamo, andiamo a vedere. Nel caso mi chiedano Singano che mountain bike mi consigli eccetera, guarda, io ti dico subito che se sei un principiante, ma tanto principiante delle biciclette, la sai che in bici non ci vai mai, io ti direi guarda, anche la più economica mountain bike, addirittura veramente ti direi persino una city bike. L'unica cosa, se vuoi goderti sto mondo e divertirti da principiante proprio, è prendere un qualcosa con la massima capacità di batteria, cioè con la massima capacità di chilometri percorribili, perché poi sempre col discorso che sei un ultra principiante utilizzerai sempre la modalità turbo, no? E ti sembrerà una sorta di motorino, e essendo una sorta di motorino in modalità turbo ti verrà voglia di fare tanti chilometri, e lì tipo con questa purtroppo non puoi farli, perché questa in modalità turbo ti fa 50 km, che sono meno della metà di quelli che farebbe lei, e considera però che devi fare andata e ritorno in un viaggio, quindi i chilometri non sono più 50, sono 25. Allora, messaggio per Marco a Scioretta qua, molto gentile per carità, che mi ha raccontato tutta la storia, l'albero genealogico, i suoi parenti. Ha confermato che per quella strada lì non ci si arriva, bisogna passare per Stafolo, cioè è tutto pieno di canali, è proprio un vero e proprio labirinto qua, veramente. Comunque ragazzi, adesso mi rivolgo a tutti, guardate che figata il panorama di tutti sti campi col casone e le montagne sullo sfondo, bellissime. Ho visto che alcuni ovviamente non storici, perché altrimenti mi conoscerebbero, si sono arrabbiati perché io ho utilizzato come aggettivo il termine contadino o contadinotto, probabilmente era contadinotto, ma comunque non cambia. Cosa succede? In giro per l'Italia, soprattutto anche qua in Veneto, abbiamo dei linguaggi diversi, hai capito? Da noi contadinotto, contadino non significa agricoltore, non ha assolutamente nulla a che fare con l'agricoltura, con la coltivazione, è un modo di dire tipo boaro, cioè non c'entra nulla. Come maiala, porca, troia, non ha nulla a che fare con i suini, hai capito? Con l'animale, è un modo di dire a una tipo che ha voglia di sesso, quelle cose lì, hai capito? E quindi vedi, purtroppo quando mi rivolgo a tante persone devo sempre stare attento a quello che dico, perché io parto anche tranquillo, perché da noi si dice così, cioè non è un'offesa. Idem anche Singano, ok, che è il mio soprannome, molti per sbaglio mi chiamano Zingano o Zingaro, io non mi offendo per carità, però sono due cose estremamente diverse, in quanto Singano da noi significa uno tipo un po' trasandato, hai capito? Tipo con la camicia fuori dai pantaloni, e uno anche che va spesso in giro, in sbrindolo, ma non che fa enormi viaggi o spostamenti, cioè uno tipo che è sempre fuori dalla mattina alla sera, così, e gli si dice te sei un Singano, hai capito? Ma non si intendono i rom, quindi non è volgare, hai capito? E anche lì ci sono tantissimi termini che diventa pesante a volte mandare avanti sto canale, perché da me significano una cosa e dagli altri significano un'altra, hai capito? Mamma mia ragazzo, che caldo, che affa! In ogni caso, come purtroppo già sai, come molti tu già sanno, la Sonia 6006 è morta. Da una parte chi se ne frega, ok, in garanzia, dall'altra si farà la Puglia senza la Sony e quindi ci limiteremo alla GoPro, però sai, quasi quasi sono contento, me la vivrò veramente molto meglio questo viaggio in Puglia. Comunque, vabbè, vediamo
non so, avevo queste due scatoline, due piccoli omaggi che aveva fatto la Olight, un extra diciamo alle recensioni che avevo fatto. Vediamo cos'è. Questa sembra una specie di piletta portachiavi, se c'è già la pila. Oh, bravi, apprezzo che uno mette già la pila, non per il costo della pila che ne ho io, ma per il fatto insomma che uno la roba la può utilizzare, no? Perché magari compra la roba e dopo dice a casa, ah non ho quella pila, come si fa? Ah, guarda che carina, simpatica, piccola Sviti, è piccolina da portachiavi, è veramente leggerissima. Vediamo se ti so dire il peso: 19,4 grammi inclusa la batteria, e ha la potenza di 90 lumen. Grazie ragazzi. Non so, non credo di attaccarla al portachiavi di Pullmin, dal quale ho staccato tutti i portachiavi che mi hanno regalato i Tu eccetera, perché su consiglio insomma dell'Elettrauto ero andato lì a fare un lavoro per un altro tipo di antifurto che ha Pullmin, e ha detto guarda che ti si rovina col tempo. Ho detto boh, vero o non vero, me l'ha detto un Elettrauto, non me l'ha detto un panettiere o chissà chi, e quindi ho detto via tutti i portachiavi. Quindi questa adesso mi studio dove metterla. Però tutte le robe strane. Sai che la Olight è quella ditta che fa le torce professionali, no? Infatti costano una barca di soldi, ma giustamente. Ah, credo che sia un accessorio per le torce della Olight, le quali hanno il culo calamitato per essere, come si dice, ricaricate, e così te la puoi appendere quando vai fuori o hai un appiglio. Aspetta che proviamo subito, simpatica sta roba. E anche, poi attacca un casino, guarda. Occhio, guarda, aspetta come posso fare. Grazie ragazzi dell'Olight. Italia, ti saluto qua perché direi basta video adesso. Minchia che forte, posso fare anche a palestra con questa roba qua, perché appunto stiamo utilizzando la GoPro e sta arrivando la Puglia e interessanti novità, tipo vabbè, un monopattino elettrico a recensire. Poi, a meno che non l'abbia già recensito, perché di solito vogliono in anticipo chi mi manda la roba alle recensioni, quindi la anticipo rispetto alla cronologia dei dietro alle quinte delle puntine, no? Però poi ci sarà anche delle altre batterie al litio di S-Tech, un caricabatterie da, che bello, ti spoilerò tutto, ti rovino tutte le sorprese, un caricabatterie da 70 A solo per il generatore, perché sai, i generatori vengono visti come prese al 220 e quindi caricano a 16 A. È tanto, è poco, diciamo, preferisco avere il mio caricabatterie del camper a parte, ok, che carica 70 A, l'ha già provato Mirko e Diego con il tester, e lasciare i caricabatterie originali del camper in modo tale che non mi fanno saltare le colonnine in quanto chiedono 16 A, e quello del generatore mi carica a 70, insomma. Quindi se io resto a piedi di batterie, nonostante i 400 A che mi daranno, caricherò in poco tempo, gli do una bella ricaricata, insomma. Ecco, quindi questa era una cosa molto importante per me, dopo probabilmente anche per altri che hanno un consumo esagerato di corrente o magari che hanno il generatore integrato. Ecco, questo è un modo per sfruttarlo al meglio, anche perché insomma se hai un mega generatore che pesa, ok, integrato, e lo usi solo per caricare le batterie, pensaci che forse ti conviene toglierlo dal camper e pensare a qualche altra soluzione, tipo dei DC-DC charger con le batterie a litio, piuttosto che altri tipi di pannelli solari, eccetera eccetera. Se invece lo usi come me anche per far girare il clima, non sotto inverter che quindi non ti brucia le batterie subito, o forni o cose del genere, allora ok, quello è un altro discorso, allora va bene. Dai, veloce, tagliamo. Ultimo spoiler: dopo questa recensione di queste batterie da 400 A, diciamo standard, ok, si passerà alla versione finale di altre batterie da 400 A, sempre di DS-Tech, però diciamo la versione al top, quella con il Bluetooth, il preriscaldatore per la temperatura, se per le basse temperature, eccetera eccetera, e basta, non ti aggiungo altro. Ci vediamo nelle prossime puntate. Qua ci stava bene la sigletta che non ho, tipo ta 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 ta, cose del genere. Eccolo.
Vai Sigaro!